grazie a te Gianluca, troppo buono. E dunque signori e signore, visto che c'è ancora una signora Exano, abbiamo ascoltato alcune notizie molto interessanti e devo dire anche forti, che non possono non farci riflettere. A me hanno fatto riflettere molto, penso anche a voi. Tali informazioni e quelle che quotidianamente leggiamo nei mass media, sulle testate giornalistiche di tutti i tipi, mi hanno fatto profondamente riflettere, Gianluca, profondamente. Ogni giorno sento persone lamentarsi, denunciare tutto quello che sta accadendo, tutto ciò che non va. Altre volte sento anche un sano ottimismo, diciamo che serve, è utile ed è sano, ma non basta. Non basta perché personalmente mi sono stancata di lamentarmi. Mi sono stancata e ho deciso di passare all'azione. Di passare all'azione, sì, in modo pacifico, in modo legale, ma passare all'azione. Basta lamentele. Ecco che allora, e qualcuno si dice, ma come mai? Sì, perché lo faccio per mio figlio, per la nuova generazione, le nuove generazioni, per i miei genitori e i nostri anziani, i quali non possono più vivere con queste miserande pensioni. Non è vita questa, non è vita dignitosa. Ed ecco perché ho deciso di scendere in campo. Ma perché il PNV? Perché il Partito Nazionale Veneto è una nuova formazione politica che ha come obiettivo fondante l'indipendenza, l'abbiamo sentito, io lo ribadisco con forza, da ottenersi attraverso un referendum di autodeterminazione. È un'organizzazione moderna e snella, stava cominciando a dire Gianluca prima. Perché? Perché si basa su gruppi territoriali che condividono 4 principi fondanti e sono veramente fondanti e fondamentali. 1. La proprietà privata come estensione del più generale diritto del principio di libertà individuale. Il rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale, sessista, linguistica, di convinzioni religiose, politiche e filosofiche. Questo per togliere qualsiasi dubbio e di non fare confusioni con Lega, ex Lega, eccetera. No. E soprattutto noi vogliamo appunto fare il tutto, ripeto, in modo legale e in modo pacifico. E dunque poi, attraverso la legittimità democratica e la non violenza, ribadisco, e l'accettazione di norme di diritto internazionale, fondamentale, siamo in Europa. E di conseguenza siamo per un'indipendenza veneta moderna e responsabile, per un'economia veneta forte e libera, per un Veneto giusto, sicuro, tollerante e aperto all'Europa. Io, signore, ho conosciuto a Treviso 2 amici che sono stati aggrediti in casa. Sto parlando di Treviso, non sto parlando del Ruanda, non so, cito per dire posti lontani. Non è persone normali, nel senso, l'accezione, sì, ecco, sì, mi sembrava, cioè sembra veramente, ricordo un po' le faide di cui insomma ancora sappiamo e sentiamo. Dunque l'indipendenza è una riforma legale e vi cito alcune leggi che parlano di questo, perché noi siamo, ripeto, nella legalità. La legge 881 del 1971, tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione in virtù di questo diritto e si decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Dov'è qui l'economia? Dov'è, non solo in Italia, ormai anche a livello, diciamo, internazionale? Dov'è la cultura? Dov'è il sociale? Cosa facciamo per le famiglie? Un demerito, niente, il vuoto. Ecco, l'articolo 2 della legge 340 del 71 sempre sancisce l'autogoverno del popolo veneto, si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia e grazie alla legge 85 del 2006 è consentito esprimere opinioni e compiere atti democratici e non violenti per ottenere l'indipendenza del Veneto.
L'indipendenza sta diventando sempre più una necessità, un'urgenza, per svariati motivi. Ne cito alcuni: per creare un'economia veneta forte e libera, creare soprattutto un'economia, sono le aziende, le piccole imprese, gli artigiani stanno chiudendo uno a uno. Abbiamo una storia millenaria che è giusto far conoscere ai nostri figli e studiare magari un po' meglio noi, adulti, per non farci superare entro 2 anni come PIL pro capite anche dai greci, sloveni e lituani, oltre che da tutti gli altri paesi della vecchia Europa. PIL, prodotto interno lordo, chiaramente. Gli stati piccoli, abbiamo visto, con Lodovico, sono più efficienti, sono più ricchi, per proteggere e valorizzare il nostro ambiente, per promuovere il turismo. Abbiamo il turismo, non sappiamo l'inglese, signori. Nessuno. O poco, e per essere più sicuri e per un vero più giusto e quant'altro. Questo. E dunque ho ascoltato tra l'altro in questi giorni con molto interesse alcune problematiche del paese e so che non c'è per esempio un centro di multiraccolta dove portare gli oggetti ingombranti, per esempio, ma bisogna avere comunque il tempo di prenotare, cioè è possibile, ma bisogna avere il tempo di tirare sul telefono, di prenotare e spiegare nel dettaglio cosa io devo dare o cosa devo venire a prendere. È molto sentito il tema della sicurezza, non è gradita per esempio la presenza degli zingari. Sulla viabilità in piazza i marciapiedi sono sdrucevoli, sconnessi. Non ci sono piste ciclabili se non magari nelle zone periferiche del paese e utilizzate dunque da chi magari abita in periferia. Ben venga, ma abbiamo anche un centro, abbiamo le scuole in centro e non vedo io un servizio, insomma sì c'è qualcosa, ma insomma i bambini, i ragazzi passeggiano in strada, poi hanno anche l'età dell'adolescenza, pecoroni in mezzo alla strada, lo so perché ci passo. Non è possibile. E l'illuminazione pubblica, per esempio, ci sono molte strade sia centrali che periferiche poco illuminate o malamente illuminate, anche questo, e poi sappiamo noi veneti siamo molto bravi ad andare in bicicletta con i fari a posto, no? Sempre tutto spento, così insomma, ecco. E dunque per tutto quanto detto e molto altro, e spero veramente che avremo occasione di incontrarci anche magari più numerosi di così, ci presenteremo dunque a Fossata di Piave con una lista civica libera e indipendente, con un candidato sindaco e un programma che presenteremo a tempo debito. Tuttavia siamo aperti a tutti coloro che intendono collaborare con il nostro gruppo, con questo grande progetto, perché ci rendiamo conto, non è grande, scusate, non è facile, non è piccolo, è un grande progetto. Ma qualcuno deve pur cominciare a cambiare le cose ed è ora di finirla che ogni volta che parliamo di valori, di cose positive, di modo di fare politica diverso dalla sedia che devo acquisire, allora siamo idealisti, siamo utopici da un momento, è comodo, si può parlare, fare del bene, fare grandi cose anche con gli ideali. Basta dalle parole passare ai fatti, semplicemente darsi da fare. Quella è la differenza forte. E dunque, dicevo, siamo aperti a chiunque voglia ed è interessato a mettersi veramente in gioco. Ripeto, siamo nella legalità. Siamo riconosciuti a livello internazionale come movimenti e spostamenti che vogliamo fare. Certo, a Roma siamo scomodi, è normale. E di conseguenza siamo, appunto, vi aspettiamo veramente numerosi, perché ognuno di noi è talentuoso, ha del talento, ha delle potenzialità, conoscenze, dunque know-how e soprattutto il proprio entusiasmo. E noi abbiamo bisogno di tutti voi e di tutti noi, perché sono le gocce che creano il mare. Ecco, ed è con questo lo spirito che ci traina e ci fa credere fortemente in quello che facciamo. Vi ringrazio.